E anche qui la festa, qui a Fontanelle, dove il gruppo del Messico, partecipante al Mandorlo in Fiore, ha animato lo spazio polifunzionale Monsignor Russotto, sottostante la parrocchia di San Nicola. Un evento che si è potuto realizzare grazie alla Proloco Agrigento e al comitato di quartiere Fontanelle Insieme, con la preziosa collaborazione degli Scout Agrigento 2. Porta le mani. Escuela, qué linda, qué linda, qué chula escuela, qué chula escuela, qué linda, qué linda, qué chula escuela. Un'ora di spettacolo gradito ed applaudito dai numerosi presenti, intere famiglie che hanno dimostrato di apprezzare un altro momento di festa che aiuta a cancellare il brutto marchio di quartiere dormitorio, perché Fontanelle è un quartiere vivo grazie a chi si adopera ogni giorno come il comitato Fontanelle Insieme. I messicani hanno saputo calamitare l'attenzione del pubblico. Musicisti e danzatori in abiti tradizionali sono stati applauditi dall'inizio alla fine. Presente ad arricchire l'atmosfera di festa anche una rappresentanza del gruppo Città dei Templi. Ascoltiamo il presidente del comitato di quartiere Vito Lauricella sulla serata di ieri. Vito, un assaggio di festa del Mandorlo anche a Fontanelle. Oggi pomeriggio è stato un bellissimo momento di festa e di gioia per il nostro quartiere e per la nostra comunità. Abbiamo accolto il gruppo del Messico che partecipa al Mandorlo in Fiore in questa settimana di festa. Ringraziamo la Proloco che ha deciso di coinvolgere i quartieri perché anche da qui possa partire un messaggio di pace, di concordia e di fratellanza. E quello che abbiamo sperimentato e abbiamo vissuto è stato veramente bello per tutti. Yo soy el gavilancillo que ando por aquí pasando, no se asusten pinchoncitos, palomas